Benvenuti amici di Catalan TV e della Gazzetta Sarda per questo nuovo appuntamento nella terra dei nuraghes. Siamo in territorio di Ozieri, precisamente vicino a San Nicola, e siamo accanto ad un monumento davvero importante che ci riporta a un'epoca in cui la Sardegna era sotto il dominio di Roma, ma ancora aveva le sue radici e la voglia di diventare sempre più civiltà e di permettersi perciò di poter attraversare i fiumi come quello alle mie spalle, il Rio Mannu, e di lasciare a noi una traccia importante di quel passato in cui l'uomo e la pietra vivevano insieme e potevano certamente regalare uno spettacolo a noi oggi naturale e storico così importante. L'oasi è davvero interessante perché è anche un'oasi faunistica e per cui il monumento è inserito in un percorso naturalistico che oggi è davvero una gemma, è davvero prezioso e noi oggi ne possiamo raccontare a voi alcuni dettagli. Allora andiamo insieme a Pontezzo, il ponte romano a San Nicola vicino Ozieri. E il corso del fiume ci accompagnerà in questa camminata che ci conduce nel mezzo di questa natura, sebbene a pochi passi dal centro abitato di San Nicola, in questa meraviglia che voi potete vedere oggi, e cioè Pontezzo, ponte romano che è stato in uso per diverso tempo, per tanto tempo oserei dire, e che ci rimanda alla memoria il ponte romano di Turris Libisonis, ancora oggi visibile a Porto Torres, ma anche di quell'altro Pontezzo nella zona di Tiret du Mores, per darvi un'indicazione, e questo è davvero un residuo imponente che andiamo a scoprire e vedere, quello di un'epoca in cui Roma aveva decisamente conquistato la Sardegna. Quindi siamo in un periodo davvero comunque importante per la terra sarda, in cui la civilizzazione e le strutture stesse civili, architettoniche e poi anche religiose hanno reso anche la Sardegna un luogo davvero importante. E intanto mi fa compagnia un nuovo amico che è venuto a trovarmi. Non è mio questo bellissimo cane, ma è davvero tranquillo, per cui verrà con me. Ora sto attraversando il corpo principale appunto quello percorribile, oggi non più percorribile ovviamente, che anticamente poteva ospitare non solo persone a cavallo, ma anche carri di piccola e media dimensione, carri da viaggio, da trasporto, e quindi anche animali che trainavano questi stessi mezzi di trasporto. Vediamo anche quello che è una transenna moderna, giustamente posta per la sicurezza del luogo e delle persone che vengono in questo. Come vedete è molto accessibile, fruibile, e per cui vi rendete anche meglio conto di quanto questi luoghi possano essere visitati da voi anche con dei bambini, anche per gli anziani. Ed è un luogo da visitare, ben tenuto, come vedete l'erba non incide assolutamente e negativamente sul monumento, e la zona circostante è caratterizzata anche da alberi, da altre piante vegetali che ci danno una bella cartolina su un bello spazio su questo monumento, che adesso andremo a vedere anche al di sotto nelle arcate. Andiamo. E ritornando su quella parte più accessibile del luogo in cui si erge il ponte romano di Pontezzo, ora scendo verso le arcate e così lo vediamo un po' più da vicino e cercherò di dirvi qualche cosa un po' di più.
Qui la discesa non è del tutto accessibile per coloro che hanno qualche difficoltà magari a deambulare, e anche per qualche bambino, ma comunque accompagnati e comunque facendo attenzione qui si riesce a godere veramente di questa bellezza. Vediamo le arcate, che sono diverse, almeno 6 arcate conserva se non erro, e vediamo anche le opere di restauro, giustamente, e che indubbiamente ce lo rendono fruibile. Come vedete sono al di sotto del ponte e quindi la zona è decisamente visitabile ed è anche imponente la struttura, sebbene magari molti di voi che hanno viaggiato hanno visto opere ben più monumentali, ma questa ha la sua decisa, insomma, fattura di costruzione e di architettura. Osservate la bellezza delle arcate e ci permette di vedere che cosa qui è stato realmente realizzato. Ora mi avvicino ad una zona in cui ancora il cannetto incede, si vede qui, e vediamo un'altra angolatura delle arcate. Guardate che struttura davvero imponente e importante, e anticamente doveva certamente ospitare un flusso di persone, di viaggiatori, sia a cavallo che con i propri carri. La zona in questa stagione è accessibile, non vediamo la presenza di acquitrini o meno. Osservate quanto è interessante. Intanto anche il nostro amico vuole giocare un po' qui, e allora lo ribattezzerò Giulio Cesare, giusto per ricordare un po' quell'epoca. E allora Giulio Cesare, vieni con me e proseguiamo il viaggio per i nostri amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV. Guardate la pulizia del luogo, per cui un vero plauso per coloro che riescono a mantenere questa zona accessibile. E immaginiamo in quell'epoca tutta una serie di viaggiatori che dovevano spostarsi e arrivare anche nelle zone dell'interno, ma anche poi nelle zone costiere. Questo era un punto davvero importante, quasi cruciale oserei dire, per quell'epoca, proprio perché qui passavano vettovagliamenti anche per le truppe di stanza in queste zone, ma anche per tutti coloro che dovevano raggiungere le zone un po' più interne e impervie della Sardegna, in un'epoca in cui i trasporti non erano così logici come quelli che abbiamo noi nella nostra epoca, ma che certamente grazie a queste opere l'impero romano e la Repubblica prima ha permesso anche alla Sardegna di rendersi civilizzata in quel mondo, sebbene noi sappiamo benissimo, l'abbiamo visto in altre puntate della Terra dei Nuraghes, che la civilizzazione nuragica è stata potente, presente e indubbiamente parte integrante della nostra identità sarda, ma anche italiana e anche mediterranea, in cui proprio i sardi antichi erano maestri della pietra, ingegneri di un tempo lontano in cui questo ponte romano arriva decisamente millenni dopo. Ora proseguiamo ancora un po' il nostro percorso, vediamo che cosa c'è qui da questa parte, percorrendo ancora un po' il ponte. Osserviamo una struttura davvero bella, importante, imponente. Immaginatevi quanti pellegrini anche che si dovevano recare a qualche santuario, e ancora noi sappiamo che la frequentazione anche dei siti nuragici in epoca romana è attestata dagli studi grazie ai nostri archeologi e a coloro che quindi rendono leggibile le tracce stesse della storia. Immaginatevi quindi il flusso di persone che questo ponte lo attraversavano.
Oggi, come vi dicevo appunto prima, la zona di questo ponte appunto è interessata ed è all'interno di un'oasi faunistica che presenta diverse specie animali molto importanti, tra cui anche la gallinella d'acqua, se non ricordo male, e quindi ci permette di accarezzare veramente il rapporto tra uomo e natura in un contesto storico, oserei dire quasi unico, se non unico, e che vi permette a voi che venite da lontano di fare anche una giornata differente nella vostra quotidianità qui a San Nicola, qui ad Ozieri. E allora il mio percorso, il mio viaggio per adesso termina e andrò a vedere qualcos'altro proprio qui a San Nicola, per cui restate ancora con me. Dal ponte romano qui ancora a San Nicola, vicino ad Ozieri, per il complesso nuragico di San Andrea Saggiua, oggi un po', anzi abbastanza rimaneggiato, ma che in antico doveva essere, come vedete la planimetria, un grande ed importante agglomerato nuragico con un villaggio frequentato ancora fino al Medioevo, quindi insomma vedete quanto la continuità umana ed anche urbanistica fino ad oggi ha portato la vivacità di questo luogo, che adesso andiamo a vedere per farvi capire meglio di che cosa esattamente si tratta. E già perché vi ho portato in alcuni nuraghi insomma intatti, possiamo dire così, passatemi il termine, qui possiamo capire ancora meglio da questo nuraghe svettato, quindi rimaneggiato, come realmente si presentava una planimetria nuragica. Anzitutto noi qui vediamo il bellissimo fronte del bastione d'ingresso con i suoi mastodontici magnifici massi, quindi di ambito così dire megalitico, benché il megalitismo sia ormai in epoca nuragica già praticamente un ricordo lontano. E vediamo un ingresso molto importante al bastione che ci permette di avere un breve cortile. Qui già vediamo delle nicchie o chissà magari anche qualche corridoio d'ambito, ma comunque non voglio esprimermi in troppe considerazioni, che vi lascio a voi di poter tranquillamente saperne di più andando a leggervi tutte le interessanti pubblicazioni degli archeologi che ci hanno restituito studi importanti. Osserviamo la planimetria di questo luogo. Questa è una torre. Stiamo parlando di un complesso nuragico, quindi di un polilobato almeno con un'addizione frontale di 2 torri, ma forse anche più. Vediamo anche lì un altro camminamento, quindi un interessantissimo complesso nuragico che attorno adesso conserva anche un interessantissimo villaggio che, come vi ho detto prima, frequentato ancora in epoca più recente vicina a noi. Questa è ciò che rimane della torre centrale, con il suo portale d'ingresso davvero interessante, che ovviamente sembra essere stato riadattato e riutilizzato recentemente. Guardate la planimetria e poi vi farò vedere anche con qualche altra immagine. E adesso però entriamo nel merito del nuraghe stesso. Venite, ridiscendiamo su questo camminamento. Osservate che bello, è davvero interessante. Colpisce il fatto che lei qui a pochi metri dal centro abitato, dall'agglomerato urbano, centro abitato di San Nicola, qui vicino ad Ozieri. Vedete, questo è il cortile, sarà di una poco più di decina di metri quadri e ricorda molto anche altre tipologie di nuraghi che abbiamo già visto. Andiamo a vedere questa altra torre laterale, molto capiente e importante, vedete, con anche un altro ingresso ad un'altra torre un po' più piccola, ricavata, qui è probabilmente anche comunicante, chissà come. E ora vediamo qua questa interessante, davvero interessante nicchia, osservate, è un'altra prospettiva del nuraghe molto molto bello. Entriamo nella torre centrale. Ecco, questo vi fa capire quali erano le tipologie di nuraghe, come venivano costruite
pensate. Il luogo è fruibile, potete venire. C'è, purtroppo lo devo dire, qualche piccola traccia di un rifiuto, qualche pacco di sigarette che non va bene, anche qualche fazzolettino. Cercherò di non inquadrarlo. Ecco, questa è la nicchia dell'ingresso della torre centrale. Questa è il residuo della scala d'andito della torre centrale, e questa è la camera principale che una volta anticamente era svettata a Tolos. Molto molto interessante. Ma vediamo un'altra particolarità, esattamente questa: un pozzo dentro la torre centrale. Non capita spesso di vederli, non è scontato vederli, ma questo vi dimostra che l'epoca nuragica nascondeva tante cose interessanti dal punto di vista dell'ingegno nuragico de sos mastros de pedra. E quindi, avendovi parlato poc'anzi di Pontezzo e della maestria indubbia, senza dubbio, dei romani, di epoca romana, perdonate, non possiamo non ribadire l'importanza di questa indicazione nuragica nell'architettura di questi mastros de pedra che ci hanno lasciato questa meraviglia. Adesso proseguiamo ancora un pochettino, risalendo un po' la scala d'andito e vedendo qualcosina un po' più dall'alto, sebbene di pochissimi metri. È comunque una zona che, come vedete, è panoramica, un'altura che può dominare poi tutta quella piana in cui siamo andati prima. Ecco che vediamo anche alcune zone del villaggio che si sono disposte nel tempo ad un'altezza quasi al piano superiore di questa camera, quasi, o comunque a ridosso, e quindi in alto, quindi chissà sotto ci saranno certamente tracce del villaggio nuragico vero e proprio. Come vedete, la struttura è davvero interessante. Guardate come si compone la torre centrale nella sua mentalità archeologica, architettonica. Osservate, purtroppo qui ci stanno crescendo anche delle palme, che sono certamente belle da vedere, simbolo della cristianità, ma non dovrebbero esserci, diciamo così, per una maggiore attenzione a questo complesso nuragico. Guardate quanto è interessante questo complesso, guardate che bello, benché rimaneggiato, e potete tranquillamente visitarlo, e questo vi fa capire la grande maestria e ingegneria degli uomini nuragici. E adesso andrò in chiusura di questa puntata, per cui andiamo a vedere solo un ultimo piccolo monumento qui, ma davvero importante, di ambito decisamente più recente rispetto a quello che abbiamo visto noi adesso. E quindi andiamo a vedere ancora cosa nasconde qui San Nicola di Azieri. E siamo giunti alla fine di questo nostro breve viaggio che ci ha portato a pochi chilometri da Ozieri, il capoluogo del Logudoro, se così posso permettermi di dire, anche culla di canto logudorese, e siamo a pochi chilometri nel centro abitato di San Nicola, e alle mie spalle l'emblema di questa borgata, di questo luogo, la chiesa vera e propria di San Nicola, di ambito romanico, di nascita romanica e di rifunzionalizzazione di vita, diciamo così, esistenziale nell'architettura della pietra di ambito gotico catalano, se così possiamo dire, come si vede appunto nella facciata. Siamo alla fine, quindi io vi saluto e spero di avervi fatto vedere alcune belle cose che potete tranquillamente visitare, e venite anche ad incontrare le persone del posto, gente affabile, e quindi l'ospitalità non mancherà assolutamente. Alla prossima puntata nella terra dei Nurages. Arrivederci.